Sì, non è tardi. 9:30 di sabato, è tardi. Mi saluti, bella Christian Verde Matti. Oh, bella you. What's up? A posto? Big bro, crazy, bella. Test audio. Test audio. È uscita la nuova Ferrari, come si chiama? L'ho persa. Very matte. Stile oggi. Sì. No, invece solo occhiali, giacca e... Solo che... Hai comprato il mic? No, no, sto qua ce l'ho da luglio, vecchio. È lo stesso microfono, ce l'ho da luglio. È lo stesso. Solo che di solito magari non è in frame, quindi non lo vedi. È così di solito. Sì. No, è lo stesso, vecchio. Da luglio. Yes, sir. È lo stesso, se vai su ogni live lo vedi sempre in alto. Che modello è? Si chiama... Aspetta. Mi sembra... Allora, te lo scrivo in chat. Fine T669. 669. Mi sembra, L'ho preso a luglio. Però uso un sacco di plugin per migliorare l'audio. E non è neanche perfetto, però ci provo. Ieri? No, ieri non c'ero, ma c'ero l'altro ieri. Che giochi porti? Assetto corsa, forse PMG? Intanto, aspetta un attimo. Allora, cambio categoria su assetto corsa e dopo partiamo. Vecchio, GT Passione, c'eri l'altro giorno, mi ricordo, come stai? Bella vecchio. Comunque sì, assetto corsa, musica in pausa, vogliamo tutto il V10 qua, come sempre, già sapete. Allora, per ora tengo gli occhiali appena... Sì, non ho detto niente. Però, vecchio. Aspetta, vediamo se la camera è centrata. Vediamo, vecchio. Bene, bene. Ciao, ciao Malek.
Un attimo se sono centrato. Ok. Ok, a posto. Allora, parto un po' senza occhiali. Comunque voi, come sempre, fatemi sapere se l'audio va bene, alto, basso, a volte l'audio del gioco è alto, eccetera, eccetera, quindi... Alto, eccetera, eccetera, quindi... Bah. Allora, Lamborghini Huracan Evo è una delle mie auto preferite, la guido spesso, siamo offline a Bella Vista. Bella mappa, Bella Vista route. Aspetta. La chat, ok. Perfetto l'audio, bella. Comunque sì, raga, io leggo tutte le chat. YouTube Short Live, YouTube normale e Twitch. Ho tutte le chat sempre sott'occhio, quindi se mi giro ogni tanto così, è perché ho il monitor, il monitor e il monitor. Ho tre monitor. Easy, easy. No, easy, easy niente perché è sempre... Però dai. Buonasera, bella Dani. Ci sta la Ivo. No, beh, c'è veramente la Huracan Ivo. Questa qua mi sembra è del 2020. 20? Cercavo l'acqua. No, questa qua è una delle mie auto preferite. È anche una mod fatta strabene. Allora, per quelli che sono nuovi, che non hanno visto, vabbè, è una mod... È una mod e si può togliere il tetto. È la parte più figa, secondo me. Posso togliere il tetto. E adoro sta cosa qua. È una cosa minuscola, però. Siamo offline, bella vista, ho messo il traffico non denso, ho messo 11 auto a Bella Vista Route e... Ciao vecchio, bella Megatron, chiuso. Aston Martin, mi sembra che Aston Martin ne ho solo una. Poi sì, l'ho anche detto 100.000 volte, è una delle auto con suono migliore. Allora, aspetta. Aspetta. Qua... Vecchio sei un grande, bella Malek. Maserati, sì. Maserati ne ho un po'. Ho il SUV della Maserati e altre Maserati. Allora, freccia. Arriva un Alfa Romeo da sinistra. Ok, a posto. Oh, che miseria. Ah sì, guarda, tanto c'è la mito fuori strada. No, offline il traffico non ha regole, vanno a 160, 170. Detto senza... Guarda. Aia, scusa, ho preso una Mazda. Ferrari Enzo no, ma Ferrari ne ho veramente tante, ma Enzo non mi sembra. McLaren. Abbiamo una Silvia che ci segue, che ci stalkera. Oh, ehi. Sì, è un po' un caos. Urus U è normale in Italia? Cosa? Aspetta. Boh, fammi concentrare, oh. Ecco, visto perché è un caos. È un caos perché su alcune mappe il traffico... Ah, il traffico, vabbè. Su alcune mappe, yo, what's up, bella Leo. Su alcune mappe il traffico offline... Sto guardando 2 live, Marco. Beh, sono 3 live, Marco. YouTube Short Live, YouTube e Twitch. No, cioè qua le auto non hanno... No, oh. Hai visto Leo? No, per il traffico su alcune mappe è buggato, quindi sono aggressivi, superano, vanno contro mano, fanno frontali. Bella Karim. Bella Karim su YouTube. C'è Yusi con la mia emote.
È così. Vecchio, la patente di Timu, nah, crazy. La patente di Timu, vecchio. Di Wish. Ah, ehi! Avete visto? Avete visto? No, diciamo che è un po' un caos giù il tetto. È un po' il caos, ma è divertente perché il traffico è veramente assurdo. Su alcune mappe veramente sono fuori di testa. Però fa ridere a volte. M4 Competition ne ho un po'. Ho la G82, la G83. Sempre Competition, ho anche stock, dopo vediamo. I believe I can fly crazy. Vecchio che NPC, no no vecchio è assurdo. Ciao vecchio. Domani è domenica, sì sì infatti visto che è sabato sera siamo tranqui. Non è tipo venerdì o lunedì che... Ciao Leon Ugo Bazzani. Si può alzare la grafica, si può alzare la grafica, ma dopo comincerebbe a laggare la stream, quindi per adesso sono sceso da ultra a alto. Ah, che poi per la grafica non è sempre per i settaggi, ma dipende anche dalla mappa, dalle texture. Alcune mappe sono fatte bene, hanno una bella grafica. Altre mappe hanno delle texture basse, quindi non si vede benissimo. Tipo Shutoko è fatta bene. Comunque io sto giocando a grafica e poi la grafica dipende anche dal meteo che metti. GTR please. Dipende anche dal meteo che metti. Se metti nuvole eccetera, o se è alba, tramonto, pioggia. Comunque questa mappa qua è buona ma alcune texture basse quindi... Però sì sto giocando a grafica, cioè non ultra ma molto alto. Allora, se parlo vecchio. Ti ricordi West Side? Oh vecchio. Non faccio parte di nessuna gang, non sono affiliato a nessuna gang. Ford Mustang, sì. Ho un po' di Mustang. Devo andare, ciao bella Malik, grazie per essere passato, ci vediamo. Trattori... Trattori Lamborghini? No. Intendi la Urus? Se intendi la Urus, sì. Ne ho 3-4. Cambiare macchina, tra poco cambio macchina. What? Allora, voglio fare un ultimo giro, però sulla strada, quella lunga. E dopo cambio auto. O faccio sondaggio con la chat per scegliere l'auto, oppure scrivete delle auto, dopo io scelgo dalla lista. Ho la Urus anche Mansory, mi piace, mi piace. Ha un body kit bellissimo, ha un tuning mi sembra. Ha le mod, sì sì, ha le mod. Ehi, ma... sì, il traffico c'è a volte. Ok. Quanto corrono? No, no, oh. Senti vecchio, offline il traffico è assurdo. Bro, top speed. Aspetta un attimo, top speed, dobbiamo farla, ma dobbiamo arrivare alla parte in doppia corsia. Ferrari 488 pista, mi sembra che ce l'ho. Ok, siamo quasi arrivati. English or Spanish? Bella domanda, vecchio. Baby, you got something in your nose. Se conoscete English or Spanish. Ciao, bella, Alberto Mancuso, bella. Aspetta, ok, qua. Qua c'è una rotonda e dopo c'è la doppia corsia e là puoi skinnarla, spingerla. Vado là un attimo, top speed, comunque mi sembra che era 320 per la Huracan. Per la Huracan Evo almeno era 320. Ok, rotonda. 2-1 Spagna.
Sì, English or Spanish, sì, vecchio, me lo scrivono su ogni live. Ciao, sono... Aspetta, scusa. Ciao, sono un tuo fan, metto sempre live se portare mod di GTA 5. Mod di GTA 5. Allora, io non ho esperienza con le mod su GTA 5, sarebbe figo, devo vedere perché non ho mai moddato. Ho tutto stock, ho GTA 5 stock. Aspetta, aspetta, ok. Vediamo. Top speed, vediamo. Tanto una Mazda. Sì, invece su ogni live, veramente ogni volta è English o Spanish. Oh no, beh. Ok. Comunque, oh raga, mi sembra che era 300. Aspetta. Ehi. No, 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 ehi, no, no. Meno male che gli alberi non hanno una fisica, se no avrei fatto un frontale. Comunque qua corrono, qua corrono. Qua corrono, invece. Puoi giocare a GTA 5. Ho fatto delle live su GTA. Sì, qua è un po' difficile spingerla, non per la strada, ma per il traffico, perché è imprevedibile, non sai mai cosa faranno. Sì, cioè, abbiamo il traffico che va a 200, il traffico. Ecco. Bro, la descrizione. Descrizione di cosa? Vabbè. Basta cercare su Google GTA Mods. Sì, sì, sì. Ehm... Allora, io... V10 della Huracan o V12 della Aventador. A me piace più il V10. GT3 RS. Domani BMG. Comunque sì, io ho Assetto Corsa, ho GTA 5 su Epic Game. Sei in Just Chatting. Sì. Su Twitch sono in 4 chiacchiere. Deo.
Assetto corsa si può craccare, non lo so perché io l'ho comprato e costa tipo 7 euro ogni tanto. Ford Mustang, Tesla, non ho Tesla, ma potrei scaricare delle mod. BMW M3 ce l'ho, Ferrari stradale ce l'ho, la GTR 7000 sì, come sempre. Tesla, Aventador, Huracan, Tesla. No, Tesla ci sono delle mod, anche Model S, Model 3, però devo scaricarle. Sì, sì, dipende. La Ultimate Edition Model X. Ho un Cybertruck. Aspetta un attimo, faccio vedere, faccio prima. Faccio vedere, faccio prima. Allora, Content Manager. Mostra finestra. Ok. E qua. Mostra finestra. Ok. Dovreste vedere una Huracan arancione. Bugatti Chiron Super Sport? No. Ma Pure Sport. Fammi togliere. La Urus che dicevo. Revuelto, bella, ce l'ho. È una bella moda anche. Revuelto, ha un sacco di colori, questa qua. Questa qua è un V12 misto ibrido, 1000 cavalli. Questa è bella. Auto elettriche. Non ho nulla contro le auto elettriche. A me però piacciono a me piace il suono dei motori. Comunque so che il futuro sarà ibrido. Quindi è elettrico o elettrico misto, come fanno ora, ibrido. Finiamo in un video, finite nella live, perché non sto registrando adesso. Ok, la Tesla è qua riscaricata. Ferrari FXX, sì. Ecco, questa qua, che è quella che c'è nel gioco. Non è nella mod. Huracan Tecnica. Allora, Huracan Tecnica. Ho tante Huracan. Tantissime, ma non ho la tecnica. Performante, ST, Touring, trofeo, no. Intanto la Tesla, visto che ho visto tanti commenti. Allora, Tesla Model S. Vediamo subito. Ok, installata.
Ok, vediamo Tesla. Sì, sì, è bellissima. La Ferrari è bellissima. Anche per il suono, che anche sta qua è ibrida. Anche sta qua è ibrida, la Ferrari. Comunque prima Tesla, la mod che ho scaricato... Allora, ste altre Tesla, raga, sono tutte del traffico. A parte la Model S. Quindi non si possono guidare. Hanno tutto il traffico. Ford Mustang Dark Horse, mi ricordo. Model S, colore... Io sceglierei il rosso. Però stavolta... Allora, anche adesso non sta diluviando, ma sta piovendo. Allora, la Tesla è questa. Vediamo. Allora, Assetto Corsa ha delle auto elettriche, però è tipo strano guidarle. Mi fai un let's go ski. Anche da voi piove. No, è bello guidarle, solo che... Cioè, manca il suono. Non c'è il suono. Quindi è un po' strano, tipo. Comunque, allora, prima di guidarla, vediamo, visto che è una mod nuova, vediamo com'è dentro. Ovviamente non ha suono, è elettrica. Però... Tasti speciali. Ok, si apre il cofano. Ok, vediamo. Sì, sarà silenzio qua. Audi pompata senza sound. Un Audi pompata. Non ti senti un po' vecchio che sei nato prima del 2000? Sono nato nel 2001, quindi non so cosa prima del 2000 dove l'hai sentito. Sono nato nel 2001? Allora, sì. Senti solo il vento, vecchio. Sì, sì. Sera con la pioggia. Ok, Tesla, vecchio, silenziosissima. Visto? Sono belle, elettriche, sono efficienti, però se non hai il suono vecchio ignorante di un V8 o di un V10, capito? Allora io cambio... Ciao vecchio, I love you, bella minia. Io cambio auto. Prendo la Urus Mansory. Senza mani per 10 secondi, crazy. Ciao Kane, bella Tommy. Io prendo la Urus Mansory. Ne ho due e non so qual è quella col suono pompato. Quindi prendo la prima Urus e se non è questa, allora è l'altra. Perché ne ho due stock e due Mansory. Mansori, come si pronuncia. E comunque bella Tommy, Twitch, bella.
Ferrari ho la SF90 stradale, Bugatti sì. Ne ho scaricato una ieri, una Chiron Pure Sport da 1000 cavalli. Allora, 10 secondi senza mani è facile se vado a 50 orari. Se vado a 400 orari, oh, 10 secondi sono tanti. Però se vado a 5 orari, cioè, non ho problemi. Posso farlo easy? Basta che vado lento. S... Bella. Questa è la Urus costo volante. Allora, il T300 RS costa tipo Corona più base 200 qualcosa. Ma io l'ho pagato su subito.it a 160. Una RS6 ne ho abbastanza. Questa è la Urus Mansory di Noesi, mi sembra. Launch Control. Bella. RS3 sì, ce l'ho, ma nel 2021 mi sembra. A quella giochi, adesso assetto corsa. Aspetta, fammi cambiare il meteo. Mettiamo notte, dai, tanto per cambiare, mettiamo notte. Mettiamo notte. Però quando guido notte metto sempre questo filtro qua, si chiama AMA. Perché di notte è molto più luminoso. Quella vecchio, bella Asu Gamer. Kane, come fai a non rompere la macchina? Dylan, devi mettere il danno al 0%. Io, visto che mi schianto sempre, ho il danno al 0%, se no avrei sempre ruote che esplodono. Casino, caos. Fammi togliere il traffico prima. Sta laggando, aspetta. Spero di no. Questa qua è la Urus Mansory. Vai a 60 senza mani, ok? Sono a 66 adesso. Aspetta, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Urus senza mani. Però c'è il traffico. C'è il traffico, però posso provare. Senza mani, però posso usare il mento. Senza mani vuol dire che posso usare il mento. Quindi vecchio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vecchio, hai detto senza mani, vecchio. Questa qua non è una mano. Mi saluti, bella Michele. Porca miseria. No, questa Urus qua, ok, è bella. Cambio manuale, no Carmelo, questo qua è un semi-automatico, quindi con le palette. Mi rispondi, bella Giuseppe? Vecchio, per fare soldi devi fare gare. Soldi dove? Super Dodge, bella. Aspetta un attimo. Pensavo di... Ah, bella Leo. Launch control. Aspetta un attimo.
Quest'auto qua ha il launch control a 5500 giri. Posso provare, vediamo. 250. Sì, sì, mi ricordo, vediamo. Vediamo. Sì, il launch control su alcune mod è buggato. F1, no? Il Veneto più lit di Twitch, crazy, bella. Audi Q5 non ne ho, comunque sì, sta Urus qua. Si può fare da Play, no, da PlayStation per adesso. Allora, 2,50 senza mani per 5 secondi lo faccio, però tolgo il traffico perché allora, proviamo challenge 250 orari per 5 secondi senza mani. Aspetta un attimo. E senza mento. Ok. Ok, siamo a 2... Ok. Siamo a 2,50. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Top speed. Aspetta. Hai preso... Hai preso 4 in spagnolo. Beccio. Sarà per la prossima. Origini africane, sì. Origini senegalesi, tutorial. Uso traffico 2 real. Sì, ha ragione Dylan. 2 real traffic. Uso l'app Traffic Tool, questa qua. Che funziona solo offline però. Allora. Oh raga, ultimo giro. Ultima cosa, dopo cambio auto. Facciamo top speed, vediamo quanto spinge. Al massimo, cioè quanto spinge se la skinno. Tomare, Rio Mare, crazy. No, io le mod non le scarico mai su Content Manager, faccio sempre copia e incolla, non mi fido mai. Allora, Lamborghini, oh che bella sta qua, eh. Wide body, Mansory. Secondo te, per quanti anni è il tuo canale? E se intendi età? Boh, per me, tutti possono guardarmi. Se uno ha 10 anni, se uno ha 15 anni può guardarmi, se uno ha 20 anni può guardarmi, se uno ne ha 30 invece, io parlo con tutti. Ciao, bella Mirela. Io ho 9 anni. Bella Mirela. Sei un mito, grazie mille. Top speed 299, dai, 300. 300, hai preso 5,5 mate. 304. Oh raga, io cambio auto. Sei un mito, bella Davide. Come funziona la roba? Già il fatto che se... Scusa bro, volevo solo offendere, crazy. Allora, Nitro, allora su... Non sei un GOAT. Grazie. Allora, su Discord se fate la sub avete 3 mesi... No, su Twitch se fate la sub avete 3 mesi di Discord e Nitro gratis. Dovrebbe essere. Fino al 27 ottobre. O io cambio auto, ragazzi?
Tanto, mentre la cambio, vi faccio vedere la Urus. Vecchio, spacca. Mansuri veramente come body kit. Il gioco si chiama Assetto Corsa. Come body kit, Mansuri veramente è aggressivo. Di che targa è? Sì, sì, ho un Discord, Leo. Basta che metti in chat punto esclamativo Discord Ronaldo o Messi. Messi, quanti iscritti hai? Su Twitch 0. No, abbonati 0. Ronaldo. Iscritti su YouTube 10.000. Ci entro subito, entra. Ho anche il server Discord. Aspetta. Ieri sei venuto nel mio negozio. Ieri non sono andato in nessun negozio, quindi a Vicenza no. Sì. Forse non ero io, forse mi hai confuso con qualcun altro. Non ero io sicuro. Aspetta un attimo, prossima auto. Sì, comunque sì. Ecco Discord. Se fate la sub su Twitch avete 3 mesi di Discord Nitro gratis. Un attimo. Prossima auto. Ho visto Ferrari. La Ferrari. A Brescia. No, no, io abito provincia di Padova. Per speciale 15. Ok. Se arriviamo a 15.000 su YouTube
è di Volkswagen, quindi alla fine... Aspetta, fammi provare... Ok, guido la Kawasaki Ninja. Se non sapete, la Kawasaki Ninja è una moto che ho scaricato settimana scorsa. Quindi ho appena messo una Kawasaki Ninja. Audi... Che Audi pensavi? Domani ho una gara di motocross. Bocca al lupo. Se gareggi oppure buon divertimento se guardi e basta. Non puoi mettere moto, ho appena messo una moto. Comunque sì, Lamborghini è di Audi, se non lo sapevate. Se vedete, sì. Sono venuto al tuo compleanno l'anno scorso, hai detto crazy. Sì. Conosci mio fratello, forse? Può essere. È probabile. Nah. Sì. Ok, ok. No way. Aspetta un attimo. No, no, ho preso una moto. Fuck. Mohamed. Ah, ok. Ah, per la pioggia, sì, sì. Grigliata, vuoi venire? Vecchio, senti Asu. Se fai una bella grigliata... Se fai una bella grigliata, Asu... Salvami un piatto. Oh, la moto non parte. Perché? Il tuo vicino ha una Mustang e una Ferrari. Bella. Aspetta. Non parte... Ok, ok. The Crew costa 69 o 79. Boia, costa un botto. C'è un botto. Comunque, bella Asu, ci vediamo alla grigliata. Audi RS6. Ciao vecchio, come andiamo? Andiamo a fare Bike Life Crazy, o vecchio? Se poi moto col volante. Oi! Ehi, porca miseria. Si può impennare? Sì, si può fare. Audi RS6, RS8. Allora, non ho la RS8, ho la RSQ8. Madonna, aspetta. Perché non parte? Aspetta un attimo. Oh, oh. Impenna, impenna. No, no, si può... RS7 ce l'ho. Si può impennare solo che... Moto col volante, crazy. 1%, rip Leo. ...2001 New York, crazy. No, impennare... Aspetta, si può impennare? Fammi provare. Tanto... Oh! Conta. Conta, 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 conta. Era... No, aspetta, voglio il VAR. Ho fatto una semi impennata. Voglio il VAR qua. È un'impennata. Di quelle fiere. Bella lunga. Puoi mettere... Ah, io non... Aspetta un attimo. Ok, fammi provare seriamente. Bella lunga. Posso provare, vediamo. Allora, ok, mettiamo, aspetta. Audi... Ma che Audi è la RS8? No, io ho Audi RS3, RS5, RS6, RS7 e RSQ8. Sono quelle che ho nel gioco. Sono queste qua.
Aspetta un attimo, fammi impennare. Impennate per 5 secondi. Sei. Vediamo. Ok, aspetta, devo modulare bene l'acceleratore. Aspetta un attimo. RSQ8, RS3. Ho una RS3 Sedan del 2022. Aspetta un attimo. Oh no, bro. No. Vabbè, oh niente. Non so impennare. M2 Competition, bella auto quella. Velocità massima 300. 332. 332. Mi saluti, bella Mohamed. Bella Leonardo. Comunque sì, 332. Ferrari Roma, no. Ok. Usa il freno, bel consiglio. Aspetta. Ah. Nah. Veramente simpatico, grazie Asu. Un attimo, facciamo un po' di guida tranquilla adesso. Oh raga. Un Ictus Crazy. M4 Competition, RX7, bella vecchia, bella Daniele. Pandino, allora, è la Ninja, è una Kawasaki Ninja mi sembra questa qua. È H2, non è H2R, sai perché è H2 e basta. Comunque bella Asu Gamer. Oh raga, io ho una Fiat Panda. Ho una Fiat Panda ma ha 70 cavalli mi sembra, una roba del genere, è lentissima. Vecchio, è lentissimissima. No, vecchio. Ho scaricato una Panda 2 giorni fa, tanto per provarla, ma è lentissima. Arriva, mi sembra, a 130, poi basta. Sta moto è una delle più veloci al mondo. No, e so che la Kawasaki H2R Ninja è una delle più veloci. Venerdì vado a Mantova. Fiat per il meme. Aspetta, oh. Ma se mettessi moto con la pioggia, che succede? Dovrei scivolare. Vediamo se ha le gomme della pioggia. Gomme... Power... Aspetta. Ok. Metto le gomme con più grip, vediamo. È la più veloce. Mettiamo un po' di pioggia, vediamo. Che miseria. Aspetta. Dodge Viper. Ho una Viper vecchia, ma non so quale. Lo standard per una Panda. Il, il pandino spacca. Vecchio, è un'auto compatta. Audi. Ok. Audi prossima auto. SRT. SRT quale? Dodge? Challenger? Charger? Quali moto hai? Ho questa. E la BMW. E la BMW 1000 qualcosa. Sì, infatti, sì, è quello che pensavo. Challenger. O vecchio, o Cyborg. Ho scaricato una sound mod per la Challenger, ha un suono assurdo. Comunque, oh, la moto è questa, è figa, non è male, eh. Pensavo fosse molto peggio. Viper SRT 10. Ma oh, per la moto sinceramente pensavo peggio. Per essere col volante non... è molto immersivo. Domani BMG, si può provare BMG? Sì, sì, mi sembra che è la S1000, quella là. Intanto, Audi...
Sei dimagrito un botto. Sì, sì, hai visto? Se guardi i miei video di gennaio e guardi come sono adesso, ho perso un bel po' di peso. Un V10. Cavolo. Comunque bella, grazie. Bella Matt. Storia Dio, bella, bella. Complimenti. Sì, sì, da gennaio ho perso un bel po' di peso. Eh. Allora, Audi. Se io vado su brand e vado su Audi, non un bel po'. Se arrivo a 100.000 va bene, se arrivo a 100.000 mi raso a zero. Palestra, no, corpo libero a casa. La SRT Challenger è una passione per le moto. Allora, me la segno e per la prossima live RS6. Grande vecchio, bella Michele. Aspetta un attimo, metto una musica. Allora, le Audi sono queste qua. Sono delle RS6 in questo gioco non è il massimo, però sono belle. Di che zona sei? Vicino a Padova. RS6, macchina più lenta, macchina... Allora, oh raga, faccio sondaggio. Che auto scegliamo? Allora, Dodge Challenger, Challenger, SRT, Red Eye, oppure Audi RS6. Se siete su YouTube Short Live, ho fatto il sondaggio, provare una GT3, R8 GT3, fammi vedere. Oh raga, ora scegliamo tra due auto, Audi RS6 o Dodge Challenger. Sondaggio su YouTube Short, per le altre piattaforme scrivete in chat. Allora, la R8 ne ho un po' da GT3. Ho quella
Dai, SRT, ha un suono da paura. Ciao, Nano. Vecchio, come sei forte? Bella Riccardo. Ciao, Margherita. Ciao, Ryan. Allora, raga, ha vinto la RS6. Ne ho tante diverse, quindi scelgo io una spec che voglio io. Abbiamo RS6 Noesi, RS6 Avant C8 2024, la C7 e la C7 vecchia. Allora, provo a scegliere ehm, quella con più cavalli. Provo quella di Noesi, vediamo com'è questa. Ciao, sono nuovo, bella sono nuovo, bella Lorenzo. Allora, la C7, mi chiamo Anthony, bella Anthony. La C7 è quella vecchia. Io ho sia la C7 che la C8. Provo la C7 prima e poi la C8. Ci sei un grande, bella Mirella, Margherita. In che città abiti? Non posso droppare la location. Comunque sì, provincia di Padova. Margherita, ciao ciao. Ok, ho preso la RS6C7, quindi è la gen vecchia. Cioè, vecchia, precedente. Vediamo. Provo questa e poi provo la C8. Vediamo. Vivi da solo? Sì, vivo da solo. Al momento, almeno. Ho visto un'ombra dietro di te. È cattiva questa, non è male. La top speed. Targa svizzera, è vero? Allora, questa 300 340. Aspetta. 3 forse 360. Oh yeah. Oh raga, 360 giusti. 360 giustissimi. Cioè, rotti. Aia. E spinge, eh? Mamma mia. Prima persona. Bro, mi saluti please, bella Joel. Scusa se sbaglio la pronuncia, Joel. Joel. Brasil. Comunque bella Joel. Questa non scherza, no, questa non scherza. Sì, Marco, per Xbox c'è, ma non hai le mod. Nome gioco, Margherita, assetto corsa. Per raggiungere i 200 orari, ok. Semplice, 170 e 200 orari adesso. 2:30. Easy. Ah. Wow. Ok. Aspetta. Quindi questa è la Brasil. Quindi raga, sta qua è la RS6C7. Io accosto un attimo, 4 frecce. Aspetta, che trovo un bel posto per accostare, poi cambio auto. Provo la RS6C8, che è la gen nuova, e dopo cambio auto. Lamborghini nuova. Allora, Davide, abbiamo fatto top speed prima, arrivava a 360. No, qua non scherza vecchio. Ok, accostiamo.
un attimo. Ehm... No, no, sì, sì, sì. Sì, sì, so che le auto da GT3 sono a parte, sì, sì. Le Man è quella 24 ore, sì, sì. Ma io non ho... Ho tante GT3 diverse. Per esempio, ho la Huracan GT3, ho ho delle Mercedes GT3, ho la Porsche, beh, ovvio. Sì, ne ho un po' GT3. BMW, ma Audi... No, non penso. Allora, la sedia non la muovo io, sono io che mi muovo con la sedia. Cioè, a volte, tipo, le auto sono gratis, tante mod sono gratis. Il 90% delle mod sono gratis. Mi scrivo, bella. No, no, no. Tanto a costo. La sedia è statica, ma io a volte per immersione, tipo, mi muovo. Ah, no, 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 no. Sì, sì. Parlavo di Audi R8 da GT3. Comunque sì, non ce l'ho. Allora, Lamborghini Lanzador, intendi Lamborghini Aventador? O ce n'è una nuova che non ho sentito? Intanto, RS6 C7 è questa. Ora provo la C8 e poi cambio auto. C8, colore giallo, blu, rosso, poi ha un sacco di colori. Verde, azzurro. È nuova. Lamborghini Lanzador. Non l'ho ancora sentita. È nuova? Ah, sì. Un'auto con targa brasiliana. Aspetta, io ora prendo un Audi RS6 C8, sto scegliendo il colore, sono indeciso. Vabbè, prendo verde scuro. Boh, to. Ok, ora cambio, prendo la C8. Ok. Nera, l'ho presa elettrica. Ah, sì, è proprio tutta elettrica. Fammi vedere, Lamborghini Lanzador. Vediamo. 2800 cavalli, aspetta un attimo. Lamborghini Lanzador. Ah, ma è un SUV? È un SUV? Lamborghini sembra tipo... Deve essere tipo è la nuova Urus. O la Lamborghini Lanzador sembra il SUV della Revuelto. Sembra. Dal retro. Comunque oh. Lamborghini Murcielago, mamma mia, ne ho tantissime GT Passione. Ho tante Murcielago diverse, è molto bella. Ho la manuale, ho anche la semi-automatica. Sì, sì, bellissima. V12 bellissimo. Super Fast and Furious. Ha due motori. Ah, come la... sì. Io so che la Revuelto ha un V12 ibrido, quindi c'è anche elettrico. Boia. Sì, questa è la RS7 C8. Bella, ma non ha un suono top, almeno nel gioco. Manuale spacca? Sì, sì, sì. No, la... Oh, raga, la Lamborghini Murcielago manuale spacca, vecchio. Ti va in prima marcia. Allora, solo con la prima marcia arriva a 95 orari. Ti giuro. Cioè, spingere una Murcielago col cambio manuale è divertentissimo. O vai con la prima a 100 orari, con la seconda a 150, o è assurda. Vediamo la C8 top speed quanto arriva. La Diablo, bella. Anche la Diablo.
Michael Jackson, oh, Michael Jackson è il mio artista preferito di sempre. Ah sì, su BMG, com'è? Bella, bella. Oh raga, sì, questa qua diciamo che è la nuova gen. Hai provato Lamborghini da corsa, però mi sembra di corsa. Ciao Erika, si chiama Assetto Corsa. Intanto, ho voglia di una bella Murcielago, ne ho tante, però scelgo quella manuale. Vediamo, Murcielago. Uff. Ok. Allora, ho quella semi-automatica. Ci vediamo domani. Sì, quattro chiacchiere l'ho messo io, voglio solo provare a vedere quanti spec fa. Mi saluti, mi chiamo Anna. Ciao Anna. Il gioco Anna si chiama Assetto Corsa. Allora, sto guardando ora Murcielago. Ho la SV, però voglio prendere quella con più cavalli. Mi saluti, bella Davide. Ok. Ho una Murcielago LP640 Veil Side, scegliamo i colori insieme. Questa ha 1000 cavalli e manuale 6 marce. Aspetta un attimo. Faccio vedere la Murcielago, scegliamo il colore insieme. No, questa è bella da guidare. Poi 1000 cavalli e... Ok. Allora, Ronaldo, Messi, Zidane, Neymar, Buffon. Arancione? Arancione? Ho... arancione scuro, arancione chiaro. Boia, ha un sacco di colori. Arancione scuro, arancione con i cerchi neri. Bella Joel. No, arancione spacca. Comunque ha un sacco di colori. Arancione... ok, direi il primo arancione quello scuro, bella. Oh raga, Murcielago sta qua è da 1000 cavalli però. Quindi spinge, spinge, spinge a bestia. L'ho scelta adesso, l'ho selezionata. Buffon 4. Il punto è che è difficile mettere un portiere, per quanto sia forte, nei top di sempre. Dipende, ma se metti un portiere con Messi, Ronaldo, cioè, capito? Ehm, Eccomi, bella Joel. Aspetta un attimo. No, no, comunque, aspetta un attimo. Mm. No, no, no. Sai perché? Sai perché, vecchio? Io offline guido spesso la Murcielago vecchio. A me piace troppo. A me piace, oltre per il V12, per il suono, beh, ovvio, ma proprio per il suo, come si dice, rapporto delle marce. Perché con la prima ti arriva a centrare con la prima marcia, è assurdo. È assurdo, vecchio. È assurdo. Cioè, è illegale. Troppo forte. Hai la 110, no? Brabus, ne ho alcune. Aspetta un attimo, fammi mettere il telefono. Ciao vecchio, bella Enza. Enza, bella. No, comunque sta qua, oh raga. Questa è bellissima. Murcielago. Vi dico subito le spec.
Dovreste avere almeno 54.000. Bello Giuseppe, dai, speriamo. Siamo a 10.000 adesso, dai, vediamo. Vediamo come va. Renault. Ship Charot è albanese, ho degli amici albanesi. Quindi... Sì, sì. La Murcielago e la Miura sono auto che hanno fatto la storia della Lamborghini. 12 cilindri. Allora, sta qua. Oh, raga, vi dico subito le spec. Aspetta, ho preso quella da 1000 cavalli. Aspetta. No, ho preso quella da 600 cavalli. Aspetta un attimo. Prendo quella da 1000. Ci ero confuso. Ho preso quella da 640 cavalli. Ora prendo quella da 1000... 1011 cavalli. Vediamo subito. Ok, questa è giusta. Ho preso quella meno potente. Renault. Sì, sì, sì. Renault, sì, sì. Allora, Renault ho solo... Gli interni sono spaziali. Una grafica su assetto corsa competizione. No, no, veramente. Silver. No, sta auto qua comunque è bellissima. Davide, Cybertruck. Allora, ne ho scaricato una. Tanto così per vedere com'è. Non è male. Sì, sì. Tesla, sì, sì. È un furgone. Però dai, spacca. 4x4, sì, 4 ruote motrici. Vabbè, come la Ventador, come la Huracan. La Huracan normale. Perché la ST è posteriore trazione. Tanto. Che poi sta qua è una delle mod fatte anche meglio. Perché con questa Murcielago, quando vai a 100 qualcosa, ha le ali che si aprono. Non ali, spoiler laterali che si aprono. Vedete che tipo dopo si apre così. Tipo così, guarda. Esattamente così. Faccio vedere subito, esattamente così. Guarda. Ok. Ciao, ciao Mattia. Comunque bellissima. Sì, sì, è ironia, sì, l'avevo capito. È ironia, sì, sì. È il meme. Audi R8, sì. Allora, sta qua è una Murcielago però col turbo, non è aspirata, non è stock. Non è stock, però... Aspetta, no? Ok. No, 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 ehi, no, no, ok. Io ora sto guidando con 3 pedali e col cambio manuale, perché è una manuale. Bella questa. Interni anche. Belli anche gli interni. Sedili. Wow. Dopo Supra, devo andare, ci vediamo Michele. Bro, ti ricordi Adriano? Settimo, sì sì mi ricordo. Comunque, Murcielago top, grazie per averla raccomandata.
Qua c'è il tunnel, io accosto prima del tunnel, non potrei farlo, ma... Siamo con zero traffico, quindi va bene. Se arrivi a 420, allora 420... 420 posso farlo con altre auto, ma con questa qua non ci arriva. Cybertruck? Fammi vedere un attimo. Aspetta, aspetta un attimo. Qual era quell'auto là? Ho scaricato una Koenigsegg, non so come si pronuncia. Koenigsegg Agera. Non so come si pronuncia, però è assurda. Aspetta un attimo. KKK. Ok. Ah no, Gamera. Colore ignorante. No, fammi mettere giallo. Giallo, vai. Ho preso una Koenigsegg, sta qua mi sembra arriva a 450. No, ma vai tranqui, vai tranqui. Lo facciamo solo per divertimento, vai tranquillo. Vai tranquillo, è solo per il test. La Diablo, prima auto, 4x4. Stesso motore V12, vero? Col termico. Ah, sì? Sì, la Diablo veramente bella. Mi sembra che hanno fatto la Diablo prima della Aventador anni 90, poi hanno fatto, no, prima della Murcielago. Diablo, Murcielago, Aventador, Revuelto. Comunque V12 veramente top. A sé, Koenigsegg, sono svizzeri mi sembra. Porsche Macan GTS, mi sembra che ho delle Macan ma non mi ricordo quale. Sì. Diablo, anni 90. Countach, anni 80, quella prima. Comunque tutte belle Lambo. Allora, sta qua, raga, è la Koenigsegg. Non so come si pronuncia, provo. Un secondo. Koenigsegg Gemera. Boh. 1700 cavalli. 3500 di coppia. BMW. Che auto pensavi? Allora, questa qua è figa, però ha solo una marcia. Non so perché, l'avevo provata anche offline, cioè off stream, ha solo una marcia, non so perché. Ah, ecco perché. Grazie mille, ecco perché. È elettrica, ecco. Infatti, anche per il suono. Comunque, oh, spinge a bestia. Guido sta qua e poi guido la Gesco. Come stai? Bella? Oh, 420, 430, madonna. Supra. 4... No, questa mod qua è assurda. Ehi. Agera RS. A sé. Bro, mi saluti. Ciao Rels. Madonna, aspetta. No, comunque 400 e quanto era? La Koenigsegg Agera RS. No, sai che ce l'ho già forse? La Gesco, allora, Guido sta qua. Anzi, sta qua abbiamo visto adesso. Comunque, pazzesca. Ehm, allora, Agera o Aghera? Ah no, ce l'ho. Chiamo Elon Musk. Bro, se vuoi dono 200 euro. Su YouTube non ho le donazioni perché non ho ancora la soglia delle ore, però ho PayPal. Aspetta, è il tuo giorno fortunato, ho la Agera RS, non so come si pronuncia ma ce l'ho e...
Sì, ce l'ho. Agera RS. Mi sembra però che come mod non ha un buon suono. Però ce l'ho, è qua. Possiamo provarla dopo la Jesco? C'è questa, poi la Jesco? Ok, adesso vedete. È questa qua. BMW M1. È sta qua. L'avevo provata l'altro ieri. Arancione, aspetta, un colore bianco. Oh, questa qua, oddio, aspetta. Aspetta un attimo. Allora, sì, sì. Questa però ha 1160 cavalli. L'ho presa verde e nera. Aspetta un attimo. Sì, l'ho presa verde e nera. L'ho presa verde e nera. Sì, non ho donazioni, ma sul canale YouTube e su Twitch ho il link di PayPal. Arancione... No, questa qua l'avevo provata... Ricco con una panda... È meglio essere ricco con una panda o povero con una Bugatti? Ricco con una panda. Ti prendi un'altra auto, ti prendi una RS8, RS8, RS7, RSQ8. Mi saluti, bella Michele. Aspetta un attimo. Una R34 GTR ha un V8 1000 cavalli biturbo 430. Devo andare, mi puoi salutare. Bella Riccardo, grazie per essere passato. Aspetta un attimo. Allora, l'auto è questa. Il suono... Non so se era questa quella col suono strano. Ferrari F40, sì, ce l'ho. Ho una bella moda anche. Comunque, vabbè, facciamo un attimo tanto per vedere. Allora, l'auto è questa. Non è male comunque, eh. Agera, come si pronuncia? RS. Dai. Clean. Mamma mia. Ferrari Spider. Oh, si può togliere il tetto, perfetto. Avete visto? Tetto on, tetto off. Cofano, va bene. Si apre anche il retro. Ferrari Soldier, non ce l'ho. Si apre anche il retro. Porca miseria. Qua c'è il motore. Chiudiamo. Le porte, vediamo. Anche le porte. Un'astronave. Quanto fa questo? Vediamo subito. Sì, questa mod qua, McLaren P1, ha un suono strano. Ha un suono... Domani a che ora? Non lo so. Forse dalle 8 in poi, 7 in poi. Se ci sono domani, se ci sono, dalle 7 in poi. E siamo a 430. 430... 430, quindi... Giusto, giusto, avevi ragione. 430, semplice. Ho vinto la carriera con la Ferrari. Sì, è bella, ha un suono strano, però spinge. Quindi... Comunque 430... 430 arriva subito, cioè... Non su... Non è... Ehi... Beh. Oh, sta qua non è male. Aspetta qua, curva a sinistra, poi c'è il tunnel, un attimo. Ok.
Tunnel, tunnel. Ok. McLaren P1 sì ce l'ho. Un secondo. Un attimo. La porto ancora a 4.30 come prima. Mi sembra che era 4.33. McLaren Senna. Forse. Mi sembra di sì. 400... 430. Ok. Zanzara. Bella, 4.30. Aspetta un attimo. Ho visto le... Ah, se... Asphalt Legend? No, non l'ho mai provato. Comunque, bella. Bellissima. Bugatti. Bugatti, sì. Però prima... McLaren P1. Ok, ho visto 3 commenti. Ah, ok, 6 GT Passione, Miesel. Ah, ok, ok, ok. Le pubblicità. Aspetta un attimo. Ho visto 2 che mi hanno chiesto la McLaren P1. Quindi P1. Anzi, andiamo su McLaren diretto. M. Vado, bello Giuseppe. Non c'è la mod come la tua su Play. Allora, Bugatti non ho la Super Sport, ho la Pure Sport. Intendevi quella? World Record 0400, porca miseria. Aspetta un attimo. Intanto, McLaren P1. So che c'è quella stock del gioco. Sì, Chiron, sì, ce l'ho. 1600 cavalli, 16 cilindri. Aspetta, McLaren, sto cercando. Maserati, Mitsubishi, McLaren. P1 Senna, P1 GTR. F1, ok. Ok, c'è la McLaren P1 900 cavalli. È quella stock del gioco, colore... Fammi vedere, bianco. Bianco, dai. Ok. La Super Sport. Allora, ho preso una McLaren P1 arancione. Arancione, vai. Che sarebbe la prima skin. La più veloce... Allora, io la Super Sport non l'ho sentita. Ho presente la Pure Sport. Bugatti, ma Super Sport. Fammi vedere. Save. La più veloce... Bolide. Hai la McLaren GT o GTS? Ho una GTR McLaren, non so quale però, adesso. Intanto ho preso la McLaren P1. Questa ha 900... Fa un freddo Kane. Un freddo Kane qua. No, sto anno veramente fa più freddo del solito. Ma già da settembre era bello fresco. Allora, McLaren P1. Vediamo questa. Bro, conosci GTA 5? Sì. La Chiron Sport più pompata? Sì, sì. Conosci GTA 5, vecchio? Figurati. Quanto fa questa? Scopriamolo subito. Tanto ve la mostro, che poi sta qua.
È una di quelle auto... è una di quelle auto che ha lo spoiler che ha le animazioni. A sé? No. No, ha tante mod, tante mod. Comunque bella, sì. Scarico. E la parte figa è lo spoiler che si alza. Adesso, visto? Che proprio così si alza. Vediamo quanto spinge. 900 cavalli comunque. Cavalli ne ha 900. 900 qualcosa. Ferrari Spider. Bella. 330. Downforce. 3... 350 penso, raga. 360. Ok, 360, vabbè, oh. Ci sta la MG. MG che brand è? Non ho presente MG. Che auto è? Che brand è? È già il... Ehi, mamma mia. Sta a fare un frontale. È stock, sì sì. Questa qua è la McLaren P1 stock. È di Kunos. Non è neanche mod. È quella del gioco proprio. Questa qua. Non è neanche mod, è del gioco. È la P1, bella comunque. Ok. Ferrari 488, sì. Scusa, sono nuovo. Come si chiama il gioco? Ciao Tommaso, si chiama Assetto Corsa. Hai la Veyron? No. Una domanda, quante lingue sai? Italiano. Veneto conta come lingua? Italiano, Veneto, un po', parlo più italiano. Inglese, spagnolo e senegalese. È nuovo SUV americano, se è nuovo non ho la mod. Comunque 488. Si può giocare da Play 5, sì, ma senza mod. Ok. Ok, Ferrari. Ci siamo. C'è una 488 GTB da 960 cavalli. Faccio vedere subito. È questa qua. Però stavolta cambio mappa, andiamo su Horizon, che è la specie di autostrada però sulla costa. Questa qua è la 488 perché ho pista Spider, che poi ste qua hanno un sacco di skin, è assurdo. 488 pista Spider, pista Carbon, Liberty Walk, GTB, GT3. Quella con più cavalli ha più senso, secondo me. 812 Superfast, sì, bella anche quella. GTB, non ha un bel suono. No, so che quella di Kunos, le auto di Kunos sono belle, ma alcune hanno un suono troppo basso. Allora io proverei quella con più cavalli, che è questa qua, 488 GTB Liberty Walk. Colore per la Ferrari, vediamo. Vabbè, la Ferrari rosso, diciamo, dai. Rosso, quei cerchi neri e tetto nero in carbonio. Hai la Urus, sì? Ho la Urus anche, sì? È turbo. Ah, per quello. Ma la 488 ha un V8, mi sembra. Stock. Mi sembra che ha un V8. Non vorrei dire una minchiata. È V8, sì, sì.
La MG HS che è un SUV. Reventon, no. Ho la Lamborghini Revuelto. Ho la Urus, sì. Ho la Urus Stock. Ho due Urus Mansory. Dodge Charger di Toretto. Non so se è di Toretto, ma ho quella... ho altre mod. Ti insegno una cosa. Ascolto, vecchio. Sì, alcune mod per il suono sono un po' scrause. Ti piace la Formula 1? Non la seguo. Non la seguo. Wow. Sembra un T-Rex, crazy. Aspetta un attimo, sta auto qua è una di... mi chiami Lowell. No, 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 aspetta. Col motore 488, capienza del motore 4,5. Ah, ok, ha senso. Ci sta, ci sta. Bella. Oh, bella sta qua. Posso alzare e abbassare le sospensioni. Che figata. Avete visto? No, oh, bassa. Porca miseria. Come stai? Sono un mega fan. Bella, Alessio. Ferrari SF90 stradale. Sì, ce l'ho. Allora, top speed, vediamo subito. Mamma mia. Tre... 380. 390. Tre 90. 390. Non è male, eh. Io vado, bella Giuseppe, ci vediamo. Ehi. Come si chiama il gioco? Ciao Alessio. Si chiama Assetto Corsa. Sono l'unico in chat su YouTube. In chat di YouTuber. Fai un crash. Sospensioni ad aria. Cimitero. Qual è il tuo brand preferito di auto? Ne ho tante. Audi, Lamborghini, Honda, dipende. Comunque, oh. 488 GTB. Bella, spinge, dai. Sta auto qua la salvo nei preferiti. Cavolo, non pensavo.
Non pensavo. Poi, prossima... Honda, ok, che è quella piccola. STUK. Aspetta. Sì, ne ho tante di S2000. Ne ho stock. Ne ho pompate. Ne ho col turbo. Sì, sì. Comunque si brand. Allora, la cosa... Allora, la SF90 è figa, però il suono... Allora, ho la SF90 Spider stradale o Assetto Fiorano. Allora, le prime macchine che ti danno su... allora, per Play 5 hai alcune auto che sono quelle stock, alcune Nissan, alcune Mazda, la Ferrari. Ferrari, la Ferrari. Il VTEC, sì. Allora, auto col VTEC, kerosene, crazy. No, no, auto col VTEC, almeno che lo senti forte, sono Honda Civic EK9 e la Honda Integra. Sono quelle che proprio che il VTEC lo senti bello forte. Tipo così. Cioè, senti. SF90, va bene. Allora, Spider o stradale? Se vuoi per il VTEC dopo te lo faccio sentire. Leggi il mio commento. Hai la MC20? Non penso. Spider, bella. Allora, Ferrari SF90 Spider, colore giallo, bianco, blu, arancione, grigio, verde. Vediamo. Voi non vedete, sto scegliendo io. Bianco, vai. Beige. Anzi, grigio, presa. Presa... fai un crash, autostrada, kerosene, autobahn. E fai uno short. La 330 P4 non ho presente perché ho tantissime mod, ho tipo 1000 auto, quindi devo sempre cercarle perché neanche io so cosa ho, un sacco di roba. Kerosene. Comunque ho preso la SF90 Spider 2020. Questa qua mi sembra che è sempre ibrida. Vi dico subito le spec. Vi dico subito le spec. Allora, 986 cavalli, ibrida con un V8. 4 litri. Bella. Ok. Ci sono mod per carte, sì. Assetto Fiorano, no? Questa qua è la Spider. È la Spider questa. Comunque sì, ci sono anche mod con carte, sì sì. Vabbè, ci sono carte, ci sono carrelli della spesa, ci sono divani, ci sono poltrone. Ho una poltrona anche, ho anche fatto il video su YouTube. Ci sono T-Rex, scrivanie. No, comunque sta qua è la Spider. Spider, quindi dovrei riuscire a togliere il tetto. Ok. Ammirate. Wow, che roba. Spettacolo. Spider. Prossima live forse domani. Lamborghini Huracan, ne ho tantissime. Comunque, vediamo l'auto un attimo. Tanto chi è che guida? Chi
Chi è? Vin Diesel? No, aspetta, no. Chi è sto qua? Sembra Ten Hag. Il mister del Manchester United, vecchio, sembra. Comunque, oh, scherzi a parte. Vi faccio una 360. Se senza tetto va meno. Col tetto è così. Ma è uguale, penso, cioè è solo estetica. Io lo tolgo il tetto se prendiamo la Spider. Una sessione di kart, no? Non ho mai fatto kart. Vediamo quanto spinge. Vi ripeto, la SF90 ha un V8 misto a elettrico, quindi è ibrida. 900... Quanti? 900 passa cavalli. Mezza faccia. Vediamo quanto spinge. ...3,50 penso. 3,50. 3,50. 3,60, ok. Beh dai, oh. No, no, no. Vecchio, devo andare. Prossima live forse domani sera, Joel. Aspetta, no. Allora, fuori dal tunnel. Ok, qua. 4 frecce. Su YouTube. Sì, è sempre su YouTube Short e su Twitch. Sempre. Sono sempre... Sono sempre 3 live. YouTube Short e Twitch. Ok. Mi saluti, bella Nicolò. Porsche Huracan. Oh, aspetta, Huracan ce n'è una col sound mod realistico. Cioè, aspetta un attimo. Questa qua è la Huracan col suono più realistico perché è una mod presa con sample da Huracan vera. Aspetta un attimo. LP, ok, ok. È la Huracan col suono fatto meglio. Colore verde, viola, blu, nero. Vai, Huracan nera. Ok. Sono mega fan. Su Twitch non c'è. Il mio Twitch è questo qua. Ah, è vero. No, aspetta, metto... Come stai? Sto bene, Salvatore. No, no, ho preso la Huracan, però cambio mappa. Andiamo a Horizon New Gen 2 o New Gen 3? 2. Ok. Che sarebbe l'autostrada sulla costa. Su Twitch? No, no, ma tranqui. Cioè, io faccio la live sia su Twitch che su YouTube, quindi o una o l'altra. O una o l'altra, non cambia niente. Ferrari F80. Comunque, sì, è vero. Senza tetto. Ehm, D'aria passa dentro, è vero. È vero. Sì, tranqui, Joel. Se non hai Twitch, vieni anche su YouTube. È la stessa live. Supra MK5, ti piacciono driftare? Non so driftare. Comunque, oh, raga, se avete le cuffie, ciao Joel. Se avete le cuffie, mettetele perché sta qua è l'Huracan col suono migliore. A domani, bella. Allora, accendiamo il motore. Ti adoro, bella vecchio.
Questa qua è la Huracan realistica. È il suono proprio preso da una Huracan vera. Tanti sample, tanti microfoni. Questa qua è il suono più vero di una Huracan. Sia, allora, prima dentro l'abitacolo, sentite? Dentro e poi fuori. Comunque, top. Suono veramente... Cioè, sto qua è il suono di una Huracan vera. Cioè, è così che ha lo stesso suono. Lambo e senza, no, non ce l'ho. Metto un po' di traffico. Mettiamo 15. Però, europee. Che siamo in Europa. Ok. Ok, adesso il suono da fuori. SVJ? Sì, ce l'ho. Anche con scarico Gintani. Mamma che laggata. Comunque sì, questa qua è il tuo motore preferito. Allora, i motori che mi piacciono di più sono due. Il 5002 V10 di Audi, che è nella R8 e nel Huracan, oppure il 4 litri V8 biturbo che c'è sulla RS6, sulla Urus, sulle Mercedes 4 oppure 4 a volte 4.2. Quindi V8 biturbo 4000 oppure V10 5002, i miei motori preferiti. Tipo sto qua. Senti che suono. Aspetta. Buonasera, aspetta, calma. Aspetta un attimo. Dugna TV sta facendo un raid, bella vecchio. Che boss. Bello. Ciao boss, bella Dugna. Buonasera a tutti, buonasera. Mi sto innamorando di sto gioco, no, Assetto Corsa spacca. Cioè, se avete un computer, anche solo col controller spacca. Il tuo motore è il V12 della Ferrari, quindi puro sangue, 812, la Ferrari. Come si chiama il gioco? Il gioco si chiama Assetto Corsa. Allora, a costo la Huracan, prossima auto. Sembri molto simpatico. Grazie Ronny, grazie mille. Allora, raga, io apro il... Comunque grazie Dugna per il ride. Grazie mille, grazie Ronny su Twitch. Bella. Gran Turismo 7. Allora, Gran Turismo è figo, solo che non ce l'ho. Non ce l'ho. Comunque sì, era solo un test. Questa qua comunque è la Huracan col V10 col suono migliore. È presa da sample reali del V10, quindi il suono è assurdo. Apro il Content Manager, vediamo le altre auto. Pensavo una 992 GT3.
perché anche quella 6 cilindri mi piace molto. VTEC dovrei prendere una Civic o una Honda Integra, quelle hanno il suono che sente proprio del VTEC, a tot giri sente proprio che si attiva. Intanto faccio prima a fare così, apro Content Manager e scegliamo delle auto, aspetta un attimo, ok. Da Twitch e da YouTube dovreste vedere il Content Manager, su YouTube Short Live dovreste vedere adesso il Content Manager. Ok, Huracan LP. Ok, scrivete delle auto, dopo io scelgo 9000 giri, Civic. Civic però, quella col VTEC mi sembra che è, aspetta, questa qua. Questa o la Integra Type R. Proprio che è potente. Poi Lamborghini Urus, Audi S3, Alfa Tauri. Alfa Tauri, aspetta un attimo, non ho presente il brand. No, non ce l'ho, non ce l'ho. Toyota MK5 Supra, sì, ne ho alcune. No, è che c'era il logo, a sé. Comunque sì, altre auto, GTR di Fast and Furious. Ho la GTR di Brian, sì. Ho la Skyline di Brian, che l'avevo scaricata. Una Celica, Toyota, mi sembra. No, una stock. Ok, questa qua. Questa è la Celica Supra Stock. Spero si pronunci Celica, non so come si pronuncia. Delta, quella Castrol. Lamborghini Urus sì, ho quelle stock, ho quelle ignoranti di quel wide body. Aspetta. Sì, quelle prima, Mansory. Quella ignorante, ho quelle stock. Normali. Comunque, Nissan GTR, Audi RS6, GT3 RS. Ferrari... Allora, fammi provare... Aspetta, scelgo una di quelle che ho tra i preferiti. Se volete un bel V12 ho una Aventador con un suono assurdo. Proprio forte, forte, forte. Aspetta un attimo. Allora, Aventador col suono aggressivo sono due che ho. SVJ con scarico F1 Gintani, che è illegale. Qua solo Street Car. Droppaci la preferita. Aspetta un attimo. O la Aventador Ultima. Ultimae. Aspetta. O. Aspetta. SVJ. SVJ per forza. Gintani, vai. Questa, mamma mia. Se avete delle cuffie, mettete le cuffie vecchie perché sta qua spacca. Colore. La velocità. Please. Metti... Lamborghini Urus. Ok, Urus dopo se vuoi. Ho già scelto ragazzi. Lamborghini Aventador SVJ. Colore, ne ha tantissimi, non so perché ne ha così tanti. Falla volare. Royce, mamma mia. Vabbè, è una esotica, quindi un colore verde fosforescente, vai. Nero, no, no, no. Però stavolta sempre su Toco. Anzi no, andiamo sempre qua, Horizon, dai. Ok. Lamborghini Aventador SVJ Gintani F1. Sta qua e l'altra. Dopo la Ferrari FXXK, che non è una mod, è di Kunos, è stock del gioco. E c'era prima, l'avevo vista. Ci vediamo, Pagani, dopo... Dopo vediamo. No, comunque sta qua. Abbassa già il suono perché l'ho già guidata in passato. No, no, aspetta un attimo. Abbasso il suono perché
fortissimo. Yo, what's good? Chi è sto qua? Dream, bella vecchio. Sei italiano? Allora, SVJ Gintani, sta qua al suono. Oh, se avete delle cuffie ve lo consiglio. Vai, oh. Usiamo anche le frecce. Alzo il volume. Mi fa venire crazy. Gatto. Aspetta un attimo, alziamo il volume. Oh, ma vi spaccherei i timpani, ma se volete. Vai, SVJ, vai. Poi ho qua una scala di marcia. Che poi aspetta, qua col traffico posso anche mettere la polizia. Fammi provare. Default. Adesso spawno solo polizia, quindi abbiamo le volanti che ci inseguono. Aspetta un attimo. Oh my god. No, aspetta un attimo. Qua c'è solo polizia che... Aspetta un attimo. È forte il rumore. È forte, vecchio. Schiva il traffico. Prossima live. Domani che è domenica. Se ci sono domani live dalle 19. Visto che è domenica. Ecco la polizia. Ecco la polizia. Adesso dovrebbe seguirci. Allora, slalom nel traffico, potrei farlo? Giù col pedale. Polizia, polizia, accosti, polizia, polizia. Oh, Dio.
Ok, aspetta, io accosto, aspetta, accosto. Porti solo assetto. Allora, prima portavo solo GTA RP. A domani, bella. Comunque, per adesso, quando sono col volante, assetto corsa, BeamNG e ho Forza adesso, quindi forse anche Forza. Ma è più assetto, poi BeamNG e poi Forza. Ok, allora aspetta un attimo, fammi chiudere assetto cosa. Bella. Sono pieno nei per te e assetto corsa su TikTok, sì sì. Sì sì, comunque assetto corsa, BeamNG, sto provando BeamNG più spesso ultimamente, anche le mod eccetera. Forza Horizon ce l'ho, ma non ci gioco spesso, però ce l'ho. Poi altri giochi, sì, GTA. Comunque, oh, intanto, grazie, aspetta un attimo, grazie a, scusa se sbaglio la pronuncia, Dugna TV, o Dugna TV penso, italiano, quindi è Dugna. Grazie per il ride su Twitch, veramente, è il mio primo ride anche, quindi sono contento. Grazie a quelli di YouTube Short Live, sempre in tantissimi. Grazie a quelli di YouTube, grazie a quelli di Twitch. E domani è domenica. Sì. Quindi domani, se ci sono, ragazzi, dalle 19. Stacchi? Sì, stacco, adesso stacco, sì. Sì, stacco. Beh dai, oh raga, abbiamo fatto 2 ore e mezza, dai, è mezzanotte. Adesso penso che vado a cenare qualcosa. E sì, dopo sì, dopo sì. Bella S Gattox. Grazie a GT Passione, Twitch. Grazie Duna per il ride. E sì, anche gli altri. Comunque, oh, bella, ci vediamo domani sera, se ci sono, dalle 19 in poi. Quando faccio la live faccio sempre la storia su Instagram Ramo Enac. Quindi sì.